Oh dai, è stato Metà e metà. metà e metà, insomma, dai, sei uno di casa. E tanto come state? Tutto a posto, dai, ci stiamo Vicenza? preparando, tutto a posto. Avete già cominciato fra di Sì, voi qua abbiamo già cominciato a parlarne un po', da Siamo domani cominciamo ad scambiati approfondire. le informazioni. si guardano già Sì. in cagnesto. Tu da Mister Collella, perché ho visto, ho trovato un'intervista di quest'estate ah, online, si trova di tutto, riguardo alla domanda, le panchine alle quali è rimasto più legato, ha risposto, le esperienze vissute a Bassano e Vicenza sono state quelle più significative. Quindi, insomma, Confermo. c'è un bel legame con questo territorio, anche se adesso sei distante. I legami restano, e i ricordi anche, quindi confermo, insomma, a Bassano prima e poi a Vicenza ho vissuto dei bei momenti sportivi e anche umani. E anche umani. Poi parlando di Vicenza, nello specifico, hai detto spero sempre che torni in Serie A, che è dove merita di stare, però non è semplice, anche avendo a disposizione capitali e risorse, ci vuole pazienza. Quello è fondamentale, Cosa la pazienza o i capitali e le tutte e risorse? due. Però, ecco, qui è... Vi ricordo che la Cremonese ha passato circa 12 anni spendendo un sacco di soldi dalla C2, poi quando ha fatto il salto C1B è andato in Serie A. Ecco, però appunto questa cosa della pazienza, il direttore mi dirà, ma forte qua, la Vicenza, ormai i tifosi dicono, sono tanti anni che abbiamo pazienza, sembrava essere l'anno buono questo, ci augurava. In realtà si è messo di mezzo questo Padova. Ecco per l'anno scorso il Mato che ha un po' drogato il campionato. Poi dimentichiamo che il Vicenza abbiamo passato momenti ben peggiori, c'era il Beh, sì. momento in cui rischiavamo di fallire, per cui adesso sembra un momento lontano, ma l'abbiamo vissuta con una grande preoccupazione. Certo che abbiamo una voglia di andare in Serie B e io sono convinto come Colella che se nel caso in cui dovesse riuscire ha la proprietà forte, prende un entusiasmo incredibile e fa il doppio salto, tenta di fare il doppio salto e comunque da lì c'è una catapulta che ti porta più in alto anche da un punto di vista di pubblico, di partite. E non è detto che comunque con l'esperienza dei playoff dell'anno scorso, anche se andiamo ai playoff, siamo più preparati. Io ho una teoria. Molti compagni di Talarico hanno cominciato a giocare, alcuni compagni importanti, a gennaio, febbraio. Per cui secondo me arrivano già tipo Ronaldo, Ferrari, anche Rolfini che è entrato dopo, arrivano secondo me già più freschi degli altri, quindi avere questi tre giocatori più, diciamo, non dico freschi perché comunque hanno giocato, però con un campionato più corto potrebbe essere la carta in più per i playoff. Ma è presto per usare questa parola playoff? Assolutamente sì. Sì, Io Bene, penso che bene. ci abbiamo ancora tante partite davanti. Noi dobbiamo, come abbiamo fatto d'altronde fino adesso, concentrarci domenica su domenica per cercare di vincere tutte le partite da qua alla fine e poi vediamo. L'importante è che noi arriviamo alla fine del campionato e che non abbiamo rimorsi, che abbiamo provato a fare il possibile e appunto che sperando di aver vinto ogni partita. tra l'altro si diceva prima, chiacchierando fuori onda, mister, si fa fatica, visto il campionato che sta facendo il Vicenza, dire qualcosa a questa squadra. Come si diceva, c'è questo Padova che... Non capisco cosa si possa dire veramente, né alla società, né all'allenatore, né ai giocatori. Cosa vuoi dire? Quindi... Se trovate qualcosa... No, 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 infatti, già... Io onestamente sì, trovo difficile, insomma. E- In un campionato, adesso io le statistiche non le so a memoria, ma penso che negli ultimi 6-7 campionati, per i punti del Vicenza, saresti primo largamente. Credo basta confrontare con gli altri gironi più sì, o meno. quello, Senza quello, basta. quello sicuramente. Quindi non vedo proprio cosa poter Poi, imputare. Mattia, tu che hai girato un po' in Serie C, sei stato anche, prima di arrivare a Arzignano, eri nel girone C, Sì, direi che un no, campionato del genere, sono due squadre che stanno facendo un campionato incredibile. Entrambe, beh, il Vicenza sarebbe primo anche negli altri gironi, e il Padova sta facendo qualcosa di straordinario, ma il Vicenza anche perché per i punti che hanno stanno facendo bene. Mancano ancora 10 partite, quindi 30 punti sono tanti. ecco, E mancano ancora 10 partite e adesso vado proprio da Mattia che in fatto di rimonte ne sa qualcosa e così anche mettiamo un po' i puntini sulle i, giusto Mattia? Perché, sì, no, no, perché tu facevi parte eri del Perugia sì, che 3 anni fa, appunto, ormai ho sì, perso i 4 conti, anni fa, sì. a 5 giornate alla fine eravate 7 punti dietro al Padova, poi Sì, alla fine arriva a pari punti per gli sconti diretti, è noi stato promosso il Perugia. nelle ultime 7, 5 partite
5-6 partite, se non ricordo, abbiamo fatto 5 vittorie consecutive e il Padova perse dei punti per strada e arrivammo a pari punti per la differenza reti negli scontri diretti, vincemmo il campionato. Con questo non voglio dire che tifo il Vicenza o il Padova, dico che mancano ancora troppe partite per stabilire chi potrà vincere il campionato. Il Padova ha un vantaggio non indifferente anche per gli scontri diretti e quindi il destino è nelle mani, cioè, del Padova, Padova. Però per quanto mi riguarda, per l'esperienza che ho avuto, devo dire che il campionato per me è ancora aperto. Vincerà la squadra migliore, anche se entrambi meriterebbero la promozione. Sì, no, ecco, spieghiamo un attimo perché chiaramente Dopo lo queste... sconto diretto, cioè, se facciamo l'impresa che hai fatto tu, non basterebbe perché No, arriviamo a difatti fare 6 punti bisogna farne 7, ma 7. si diceva, l'episodio l'aveva ricordato nell'intervista che aveva rilasciato ad Anna Fabrello per il giornale, in settimana l'abbiamo pubblicata, e chiaramente è stata ripresa da vari siti e media padovani, mettendolo un po' in luce che quasi ritenesse favorito il Vicenza. In realtà Mattia ha semplicemente portato un esempio e i soliti leoni da tastiera, diciamo, hanno fatto il loro. Ecco, insomma, direi che Fattibile. stendiamo un velo pietoso su queste persone e Mattia ha spiegato bene. Tra l'altro, adesso ti chiedo, ma sei 5 giornate alla fine, hai 7 punti, cosa vi scatta Beh, che per riuscire a... l'allenatore che avevamo al tempo ci diceva sempre: ragazzi, se li vinciamo tutti e 5, vinciamo il campionato. Poi, ovviamente, i punti non li abbiamo persi noi, ma il Padova. E alla fine siamo riusciti a vincere il campionato. Però noi siamo stati bravi a crederci abbiamo avuto anche un po' di fortuna perché l'altra squadra ha perso dei punti, noi abbiamo vinto 1 o 2 partite verso il 90° e siamo incastrati tutti gli astri. esatto, e alla fine abbiamo portato il campionato dalla nostra parte. Quindi dico solo che 30 punti sono tanti e quindi ci sono ancora tutte le possibilità sia Questo per dire per il è Vicenza finita. e per il Padova di invece allungare, perché anche il Padova potrebbe allungare sul Vicenza, Certo, quindi voglio dire, il il fatto campionato che è aperto. il Vicenza lo sapete bene, ormai dall'inizio che non potete più Esatto. sbagliare, ma Sì, 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 ma infatti non vorrei essere ripetitivo, però noi dobbiamo fare quello che abbiamo cercato di fare fino adesso, cioè perdere meno punti possibili, cercare di vincere ogni partita e poi alla si fine, fanno i conti. esatto. In una rincorsa del genere, da allenatore, cos'è che conta di più? Su cosa bisogna fare leva? Perché comunque penso che non sia semplicissimo per loro dall'inizio del campionato essere sempre obbligati a rincorrere, non poter sbagliare Io ho partita. fatto la stessa rimonta 2 anni fa a Tirana col Partigiani. Noi abbiamo vinto il campionato arrivando a pari punti Pari alla fine. punti, è vero. Per 5 partite alla fine eravamo a -7, con lo scontro diretto giocato e pareggiato. Quindi più o meno la situazione era quella. Però la cosa giusta secondo me è comunque, come diceva giustamente Tarico, un passo per volta. Non inventi niente, però un passo per volta. Tu devi cercare di vincere partita per partita. Quella è la cosa importante. Non è quella di fare dei programmi o dire no, qui facciamo un punto, qui ne facciamo 2. Non è così, non funziona. Secondo me la squadra che, non solo in questo caso, ma in generale, riesce a concentrarsi durante la settimana per vincere la partita della domenica, è quella che alla fine vincerà. Perché può darsi che una delle due non ci riesca e basta un solo errore. Beh, quello sì, ma per la tua esperienza c'è il rischio comunque, perché chiaramente Raul dice no, ci crediamo, dobbiamo, tutti lo dicono, ma c'è il rischio che in realtà il giocatore comunque vede che passano le partite, non si riesce a recuperare il divario e inconsciamente magari qualcuno pensa già al dopo, Quando tu parli di rischio, c'è. cioè, e come fa un allenatore a tenere sempre la squadra su... La cosa importante è giocare senza pensare alla classifica, ma pensando solo a una partita, solo a quella. Perché poi comunque, anche in ogni caso, i punti contano anche per altre cose, non solo per il primo posto. Quindi è l'unica maniera è quella di pensare partita per partita, dedicare la settimana a vincere la prossima partita senza pensare, io dicevo ogni tanto a loro, pensate a fare i 3 punti, poi cosa servono questi 3 punti si vedrà.
non lo decidiamo adesso. Facciamo i 3 punti poi sarà alla fine e diciamo, "Oh, qua abbiamo perso, qua abbiamo vinto." No, voglio sapere che siamo dall'altra parte, quindi facciamo difficoltà magari a entrare, almeno io, Ma è lo perché noi stesso siamo sempre lì a guardare numeri, è lo stesso statistiche, concetto, se ci classifiche. pensi, rovesciamo. Sei primo in classifica con 6 punti di vantaggio, 7 Sì, effettivi. sì, Chi ti dice che qualcuno non pensi, ma ok, dai. è già fatto, dall'altra parte. Secondo me anche quello è un rischio grosso. Il rischio c'è dappertutto. Anche lì probabilmente l'allenatore si concentrerà sul fatto, facciamo sti punti qua, poi dopo si deciderà a cosa servono, ma bisogna farli. Ma quel rischio lì diventava, secondo me, importante per il Padova se non avessero segnato quel maledetto gol al 94esimo. È uguale, è Peggio, dici, peggio, sento, è peggio, sì, perché però avere in quel momento lì li abbiamo un po' rianimati, diciamo, dalla cosa. Quindi non sono convinto, potrebbe essere anche il contrario. Non è così semplice questa psicologia. C'è un sottile equilibrio tra le due. però qua A credo noi che ci davano per morti 2 anni fa, morti, sepolti, disastro, tutti che... E noi là durante la settimana, tranquilli, sereni, facciamo la nostra partita, vinto, 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 vinto. Abbiamo vinto noi poi. No, questo conta molto l'allenatore, secondo me. Mi pare che Vecchi abbia la giusta psicologia, mi sembra che non sia uno da proclami, uno che tiene i ragazzi uniti, li fa lavorare appunto come lavorare, Anch'io penso che mi pare una persona non, né si esalta né si abbatte. In questo momento è fondamentale, perché ci vuole un attimo dopo 3 vittorie dire ce la facciamo, dopo una sconfitta abbattersi. Quest'anno ho notato sempre, anche nei comunque concreto e costruttivo, credo che possa confermare. Sì, ha un'ottima gestione, secondo me, un po' di fuoco, diciamo, quindi da quel punto di vista lì sì. Io sono d'accordo con quanto detto, nel senso che hanno portato anche loro due esempi di cose già successe, quindi Molto portare speranza e Calcio, fiducia il noi. calcio è bello per quello, cioè, di imprese così, anche di singole partite vinte quando sembravano perse, cioè, insomma, il calcio è bello proprio per quello. Adesso, già, no, noi ti dico, anche tra di noi, tanto possiamo anche vedere le immagini della partita contro. anche tra di noi dicevamo è importante vincere oggi, come ho detto prima. E, quando avevate la palla, la punizione per Vicenza, secondo me l'errore è stato fatto là, dice sempre, cioè, quando c'è la palla, buttala in calcio d'angolo, invece proprio per voler è stata buttata. Quello- Sì, C'è ancora Mister Diana. sì, Non abbiamo avuto modo quindi di parlare con te sì. di Vecchi e mi interessa un'opinione. Secondo me Vecchi è in questa categoria. Secondo me.
ad altri, me compreso, ogni allenatore ha i suoi pregi e i suoi difetti. È come si pensa che l'allenatore sia buono per tutte le stagioni, non è vero, assolutamente, è come i giocatori. Cioè, magari esperti, è così scontato, non è scontato. Invece dici com'era Mister Colella, visto che lei ha avuto a Bassano qualche anno fa, insomma, però non No, penso sia cambiato tanto. è stato per la squadra che avevamo. Ci bastona quando mi fa strano immaginare Vecchi che si arrabbia, perché persona sempre. Non mi fa strano immaginare Beh, Mister il mister si Colella che arrabbiava quandoToriale. Io lo vedo in panchina perché sono lì, lo guardo. L'atteggiamento in panchina di Vecchi dà l'idea di una grande sicurezza, cioè non cioè, protesta Ma quando è quello è, giusto. secondo me, la maggiore degli allenatori sono allenatori che magari rendono meglio con un certo tipo di gruppo a disposizione, e gli allenatori, lui invece Io ricordo che i giovani faceva molto bene Vecchi, ricordo. ha nato Nato- anche. adesso ricordiamo che Vecchi è stato votato con il E l'Inter è Vicenza. un po' casa sua, voglio dire, nel senso che è nato lì, come ha allenato tanti anni le giovanili, però credo che in questo momento l'Under 23 dell'Inter lottano, falsano un po' il campionato, la dico grossa, ma fa punta il grande salto nel girone successivo. Ma visto che stiamo parlando di allenatori, Mattia, invece Bianchini, come è stato l'impatto? Ma devo dire che è stato molto positivo, non solo da parte del mister, ma da parte anche dei compagni e della società. È un mister che insomma sa quello che vuole, ci chiede in campo il giusto atteggiamento, sa toccare i punti giusti della squadra per farla rendere al meglio e penso che io non ero ancora arrivato, ma da quando è arrivato lui la squadra ha fatto tanti punti. Sì, sì, Ha abbiamo detto la recuperato volta tantissimo puntata in che in campionato, poi lui conosceva già l'ambiente, conosceva probabilmente già anche diversi giocatori ed è riuscito a portare quei punti che servivano per essere più tranquilli, insomma. se ci racconti questa scelta Arzignano. Sì, Cristina si era già concluso, sì, c'erano i playoff in corso, quindi Nicola, si capiva che era già finita la tua parentesi a sì. Trieste, però nonostante, cioè magari hai fatto anche una scelta coraggiosa, a mio avviso, di andare ad Altamura. Sì, beh, l'anno scorso dopo che siamo usciti ai playoff contro il Benevento con la Triestina, era scaduto il mio contratto, quindi ero libero di fare una scelta, insomma, e chiamo l'Altamura dove c'era Di Donato come allenatore che è stato mio compagno di squadra nel suo ultimo anno di carriera e così ho deciso di accettare. Devo dire anche che mi sono trovato molto bene, stavo davvero bene, una società molto seria e quindi non posso che essere riconoscente perché mi ha dato questa possibilità. Poi a gennaio si è aperta questa opportunità e l'Arzignano cercava un po' di esperienza, è una squadra giovane e ha provato a capire se c'erano le possibilità e per un mio arrivo io ho dato apertura, alla fine
siamo riusciti a trovare un accordo e quindi sono contento di aver accettato e di essere in questa realtà che ha un obiettivo importante che è quello della salvezza. L'impatto con la realtà Arzignano com'è stato? Ma è stato positivo, ovviamente è una realtà diversa da come potrebbe essere Vicenza o piazze magari un po' più blasonate, però devo dire che è stato molto positivo, a parte il mio Hai fatto esordio un che esordio un po' ho avuto focoso. esordi migliori, ma purtroppo Ci succede, hai fatto e espellere. dopo mezz'ora, vabbè, quello è stato, Troppa voglia sì, perché probabilmente sì, non sono ma stati, forse il primo giallo non che c'era, però però vabbè, insomma è è andata. successo. Poi devo dire che sono stati bravi i compagni perché siamo riusciti comunque a vincere quella partita, quindi quello ha aiutato un po' la settimana successiva e quindi quella è passato bene alla fine. L'impatto, come ripeto, è stato positivo e spero insomma che continui a essere così. Beh, Sì. poi l'Arziano, ripeto, io lo dico sempre, per me è un miracolo su come hanno gestito in questi anni le stagioni dell'Arziano, perché è sempre partita con tutti gli anni come candidata alla retrocessione, tutti, e ogni anno è riuscita a sorprendere. Quest'anno in particolare, che era partita male, è riuscita a recuperare, ripeto, l'allenatore, ma ha recuperato rapidamente i punti. Insomma, è una squadra pignosa, il Vicenza ce l'avrà dura comunque domenica, perché è una squadra difficile da giocare e merita veramente i complimenti perché il presidente Chiles ha fatto un lavoro eccezionale, per cui sempre grandi complimenti. Sì, lo dicevamo anche prima, sarà una partita tosta perché storicamente, che ne dica qualche tifoso padovano che leggiamo un po' i commenti sui social, l'Arzignano non vi renderà la vita facile, anzi, No, sicuramente anche perché da quando è tornato il mister, penso abbiano una media punti da quinto o sesto posto. È diventata una squadra concreta che non molla mai, quindi sicuramente sarà una partita complicata. E come d'altronde tutte in tra questo l'altro sarà un campionato. Arzignano diverso Mm, dall'andata, di Sicuramente cui, noi, ecco, stiamo vedendo le noi l'abbiamo immagini. trovato, Era appena arrivato, sì, era la credo, prima partita esatto, di la prima partita del Bianchini, mister. chiaramente non è una partita semplice per lui, è un momento delicato per l'Arzignano e comunque è stata una Sì, gara una gara difficile tosta un po' per il anche campo, per nel le senso per condizioni, le condizioni meteo più per il campo, sì. però sicuramente è una squadra in forma che ci darà filo da torcere sicuramente, sarà una partita difficile. Quindi, anche perché da quando appunto è arrivato il mister hanno fatto una bella scalata, cioè stavano rischiando anche la retrocessione e da quando è arrivato il mister si sono tirati su bene, quindi sì, sicuramente sarà una partita difficile anche perché hanno giocatori bravi, giovani forti che stanno dimostrando il loro valore, quindi Mattia, conoscevi già qualcuno dei compagni? Alberto Lunghi che era con me a Perugia, però era tanto giovane, quindi era aggregato alla prima E squadra. come l'hai trovato? No, si vedeva già che era bravino quando si allenava con noi e adesso è cresciuto ovviamente, per quello che penso ha margini di miglioramento, anche se ha 23, 24 anni, può migliorare ancora. È un buon giocatore, a me piace. E tu invece, Raul, andiamo un po' a scavare, perché visto che l'anno scorso è stato un grande assente qui e adesso quest'anno ce l'abbiamo, ne approfittiamo e scherzando con Eugenio Marzotto che a suo tempo ti dedicò un bellissimo pezzo sul giornale, dice un po' sei un po' figlio della provincia calcistica vicentina, no? Tu di Sarego, sei cresciuto nella giovane di Vicenza, poi hai giocato a Montecchio, sì, io ho e c'è fatto, un bel esempio di tenacia anche per la tua storia. sì, sicuramente io ho fatto fino a 12 anni, mi sembra, nel Sarego, proprio la squadra di paese. E poi 13, 14 anni così a Vicenza fino all'ultimo anno di primavera. Poi per varie situazioni sono andato a Montecchio, In eccellenza. in eccellenza, Hai vinto il campionato. e sì, abbiamo vinto. Eravamo, E, cioè, abbiamo vinto. Tu e Casarotta hanno vinto il no, 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 campionato. eravamo una squadra per quella categoria molto Era forte, forte. Quel forte, Montecchio era forte. gente esperta, una squadra forte, porto sempre bei ricordi di quell'anno, sinceramente. Cioè, bei ricordi. E poi dopo quella ho fatto la Virtus in prestito
e poi sono Se venuti qua. dico Barcastei, cosa mi dici? Cosa ti ricordi di Monte? Cioè, ride. Bene, bene, è un bel post partita. È un bel Facevamo post dei bei post partita. partita ai Castei. Eh, No, È no, cresciuto bene. tantissimo, è cresciuto tantissimo. Lui è cresciuto E molto, ma ancora, secondo me, sì, immagini bene. però lo spazio non gli è stato No, regalato, no, perché assolutamente. quando è arrivato Diana, ricordo che è stato proprio Diana che ha detto all'Enrico Resta, eri tra quelli che potevano anche chiaramente andare a fare, eri giovane, avevi 21 Sì, anni, sì. e quindi potevi anche andare a fare esperienza in qualche altra squadra, e invece hai detto all'Enrico Resta. Però non hai trovato spazio e anche con Vecchi all'inizio Sì, hai fatto un po' diciamo fatica, i però dopo in primi, realtà adesso i primi 6 mesi con Diana ho fatto un po' fatica. Poi ho cominciato a giocare, ho fatto un po' di partite e poi ho avuto anche, tra virgolette, la sfortuna, stavo giocando di avere un problemino fisico, però no, sono contento alla fine di come è andata. È normale che se vuoi provare a fare delle grandi cose, a toglierti delle soddisfazioni, è un po', diciamo, il prezzo che devi pagare perché cioè, in una squadra come la nostra abbiamo 22-25 giocatori che, almeno per come la vedo io, potrebbero giocare ogni domenica, ogni domenica. Quindi diciamo un po' il prezzo che devi pagare è un po' la concorrenza, che però dal mio punto di vista è anche quella cosa che, vero, magari fai delle partite in meno, però allo stesso tempo allenandoti ogni giorno con 25 giocatori di alto livello ti aiuta a crescere. Beh, tra l'altro stai facendo molto bene quest'anno. Sì, Abbiamo dai, già 3 gol sì. e un assist. Vediamoli anche i gol di Talarico mentre chiacchieriamo, visto che insomma ne hai fatti di 3. Sì, son contento, dai, son contento, anche se ti dico un po' per, diciamo, carattere o mentalità mia, sono uno che purtroppo non si accontenta e non si gode le cose, come penso sia anche una cosa positiva. Quindi son contento sicuramente, si può fare meglio, cerco di Infatti, migliorare. infatti dopo la partita contro il Lumezzane non hai postato le foto dell'esultanza, ma hai postato il fermo immagine di quando il portiere del Lumezzane ti ha fatto quella parata sul tapin, Sì, sì, doppio sì. miracolo, Diciamo che son stato che hai detto, contento per "Ah, la vittoria, ho rosicato un po' di più per il gol che dai, un po' ho sbagliato io, un po' è stato bravo lui, sono arrivato in corsa forte, ho provato a metterla dentro, purtroppo non è andata bene, abbiamo infatti è visto stata una King, cosa testa, insomma, cioè, che mi ha fatto rosicare un po', però dai, son poi contento. la Ezza cross al bacio, tu di testa, e lì è proprio C'è stato un calcio, era una bello, delle il cose. calcio la Ezza alla Ronaldo e il colpo di testa tuo alla Ferrari, un po', si sono un po' Sì, si sono un invertiti. po' invertiti i ruoli, diciamo. Vabbè, però dai, stai facendo. Tra l'altro, visto che abbiamo il direttore, che un po' cuore nerazzurro, poco, vero, il direttore. No, si diceva, Canalico, il Barella bianco-rosso, però in realtà non Vabbè, l'abbiamo mai visto giocare praticamente quasi mai, giochi sempre sulla fascia. Allora, sveliamo questa cosa. Non mi dire dove, perché tutti dicono dove mette il mister gioca, non mi importa. Ci crede come lo dicono. Vuoi scherzare, lui a Vicenza c'ha 27 concorrenti, non è vero. No, voglio fare così. Però dico, io Anche scemo. come nasce il discorso di fare Allora la io fascia? allora io in realtà nel settore giovanile ho sempre fatto la mezzala. E a Montecchio, sono partito mezzala le prime 20 partite così, 15-20 partite, poi diciamo ho fatto un po' tutti i ruoli, terzino, l'ala, dove c'era bisogno diciamo. E poi l'anno alla Virtus, io in realtà arrivo come mezzala perché poi ho fatto tutto il ritiro con Baldini a Vicenza Sì, e lì comunque facevo sempre la mezzala. E l'anno alla Virtus, Gigi Fresco, mh, una delle prime settimane in cui arrivo, mi dice: Guarda, un po' ho bisogno di quel ruolo, se c'è bisogno, insomma, io ovviamente ho dato la disponibilità perché un po', diciamo, la frase è una frase che tutti dicono, però è la verità, pur cioè, di piuttosto giocare, piuttosto esatto, stare in panchina, dici? esatto. E quindi io gli ho dato la disponibilità e lui mi ha sempre, quasi sempre messo là e da là sono. Quindi adesso Barella l'hai dimenticato, quindi Sì, stai. era il giocatore che guardavo, che Più, guardavo più di e, tutti perché mi e piaceva. adesso chi guardi?
Adesso cerchi di rubare di più, Costa, dall'altra parte cerchi come di va? rubare da tutto. Sicuramente Pippo è uno di quei giocatori a cui puoi rubare più di tutti. Cioè, Importanti, voglio dire, non è che... sì. Sì, beh. E come state vivendo questo pre-match di questa vigilia Ma di sappiamo Cesarzignano? che è una partita importante, sappiamo che il loro tasso tecnico è più alto del nostro, senza girarci tanto intorno, ma sempre 3 punti ci sono in palio e noi la affronteremo come affrontiamo tutte le altre partite, quindi la prepareremo per provare a vincerla come si fanno in tutte le partite. Nessuna squadra, nessun allenatore prepara la partita per pareggiare. E quindi la stiamo vivendo bene, sappiamo che è una partita sentita dall'ambiente, ovviamente, però noi ci teniamo non far bene, ci teniamo a fare risultato. E quindi stiamo andando forte, come facciamo tutte le settimane, quindi Tra l'altro tu non cambia molto. non sarà certamente la prima volta che entri al mente da ex, anzi, cioè, hai giocato diverse partite, però immagino che per te non sarà mai una partita come le altre. Giocare al No, mente, almeno dico. è sempre per me, diciamo, una bella sensazione perché, come avevo già detto, anche se io in prima squadra ho giocato veramente poco, però ho fatto tutte le trasferte del settore giovanile, quindi alla fine ti ci affezioni un po' ai Ma per colori, quello dico che cioè, insomma, che c'è qualche partita da giocare, ovviamente parlo. E quindi sarà sicuramente bello per me rientrare dentro al Menti dopo, insomma, tanti anni e dopo che ho fatto tutto il settore giovanile. Ma quanto conta il clima dello stadio? Penso per un giocatore, diciamo, ospite e non per loro che sono abituati, ma uno che gioca tutta una stagione in Serie C, diciamo che non ci sono tanti stadi di... No, devo dire che Giocare al Menti con 8-10 mila persone, che allora credo sia un po'... sicuramente è anche una i tradizione. giocatori di casa hanno una spinta in più perché hanno il pubblico dalla propria parte. Gli avversari, secondo me non cambia molto, la differenza la fanno i giocatori di casa. Poi è vero che siamo abituati, soprattutto noi dell'Arzignano e in altre piazze più o meno simili, a giocare dove c'è molta meno gente, però il campo è sempre grande uguale, la palla è sempre rotonda, quindi cambia poco. Sicuramente la verve che possono avere i giocatori di casa può essere leggermente, se vogliamo, più alta rispetto a quando giocano fuori casa, perché hanno tutta la strada dalla loro parte, però alla fine la partita si gioca, cioè i giocatori ospiti non è che siano intimoriti dallo stadio, voglio dire, e quindi la partita è una partita come le altre. Ecco. Facciamo una parentesi un po' esotica. Sì, dai. Anche Che perché mi viene voglia di vacanza. siamo più, no, perché adesso era sempre Vicenza-Padova, Vicenza-Padova. Adesso, Mi sembra che non ma no, adesso diciamo, poi ripetiamo sempre le stesse cose, almeno così Speriamo, speriamo. ci regali un po' di Contattate calcio le agenzie di viaggio. diverso, perché avevamo detto, Mister Colella adesso è collaboratore tecnico della nazionale delle isole Comore. E quindi, innanzitutto, abbiamo una foto che fa capire a chi ci segue da casa dove sono le isole Comore. Adesso eccole qua. Quindi direi piccolo il posto, però neanche male sono come... 3 isole. Innanzitutto come sei finito lì? Tutte le squadre che ci sono in giro per il mondo, proprio lì. È semplice invece, perché il commissario tecnico è un vecchio amico, mio compagno di corso quando eravamo bambini, quindi Scusi, bambini, insomma. sì. Siamo sempre tenuti in contatto per tanti motivi, c'è stima reciproca. C'era stato già un mezzo abbocco tempo prima e niente, io ero a casa e ho detto, ma Sì, poi sì, diciamo, adesso non è che parliamo di questa cosa perché c'è il bel mare, insomma, no, perché tanto là si è guadagnato titoli sui giornali perché alla fine c'è stata questa storica qualificazione alla Coppa d'Africa, adesso siete impegnati nelle qualificazioni per i devono mondiali. ancora finire i festeggiamenti però, dai. Non so Sono perché... 3 mesi che festeggiano, sì. No, ma è stato veramente 3 mesi consecutivi di festeggiamenti. Tanto Coppa d'Africa sarà, eccoli qua, questa è A la foto dicembre. di quando avete a dicembre contro il Marocco, giusto? Una partita inaugurale col Marocco, squadretta tranquilla. Qualche no? 100.000 persone, ambientino, Stadi con un po' di Eh, persone. ambientino tranquillo, dai. E invece voi, se non avete nemmeno lo stadio a No, Nord, noi ce l'abbiamo, però però abbiamo il problema che allora la federazione africana ha dovuto stringere un po'
i cordoni per via dei campi, perché i club europei si sono lamentati per i tanti Per i infortuni, infortuni sì, dei quando... giocatori che vanno a giocare. Quindi gli hanno dato un out-out, gli ha detto o migliorate i campi, se no Non vediamo più non mandiamo giocatori. più giocatori. Quindi c'è stato questo. Quindi adesso sono molto più severi di prima sui campi. Il nostro vive a 45 gradi all'ombra, quindi Ma si- giocare, si può no, giocare. siccome è in erba fa un po' fatica a essere a livello, insomma. E quindi giochiamo in trasferta sempre praticamente. Però alla fine, cioè, che calcio è il calcio africano? Visto Ma che io vivo quello delle nazionali che è un po' diverso, è un livello... però a livello altissimo. Cioè, gli avversari nostri, noi abbiamo giocatori molto bravi. I nostri, quello che gioca nel campionato più scarso, gioca in Bundesliga. La Tunisia, cioè, dei 10 titolari più un altri 40 che lasciano a casa ogni volta, giocano tutti in Spagna, Portogallo, Bundesliga, Inghilterra. Sì. Fai tu. Ti dicevo del Gambia, c'hanno Sibi come portiere, Quello della Virtus Verona. quello là Virtus, però davanti c'è Barro, ex Bologna, che gioca in Arabia. C'è dato Mintè dell'ex squadra di De Zerbi, Inghilterra. Brighton. 7 Brighton, è tutta gente che gioca titolare in campionati importantissimi. Quindi, giocatori di alto livello, chiaramente parliamo di nazionale, quindi è un calcio un pochino diverso, però il livello è notevole, insomma. Quello la qualificazione è stata un'impresa, perché poi ci siamo qualificati per primi, Eh sì. andando a vincere a Tunisi, dove il giorno dopo c'era il lutto nazionale. Io il giorno dopo sono È uscito lì veramente dall'hotel a Tunisi un'impresa e non pazzesca. c'era nessuno per strada, perché era tutti in lutto nazionale, perché per loro perdere con noi in E casa, nelle isole no, lì erano già partiti i festeggiamenti, che che vanno come sono tutta la roba, certo. ancora in atto. Poi adesso c'è anche l'altra, eventualmente, quello di storia, pagina di storia da scrivere sono le qualificazioni Sì, è un po' mondiali. più complicato perché il girone è a 6. La prima si qualifica direttamente, la seconda fa i playoff con le seconde dei gironi d'Asia. Quindi, vabbè, ce la giochiamo. Adesso siamo primi, però dobbiamo ancora andare a giocare in Ghana, che non è poco, perché anche lì sarà un ambientino di quelli coi fiocchettini. E quindi dai, ci sono 6 partite ancora lunghe. Ma visto, sei stato in Albania ed hai vinto anche un campionato, adesso sei in Africa, mi chiedo, non c'è in Italia, non c'è posto per Giovanni Colella? Guarda, te lo dico onestamente, secondo me il mio tempo in Italia è scaduto per tutta una serie di motivi che non mi interessa neanche citare, nel senso che sto bene dove sono, quindi per me allenare lì o lì o lì è uguale. Intanto perché all'estero c'è una grandissima professionalità e c'è anche un pochino più di attenzione verso i curriculum degli allenatori. C'è molto più rispetto per l'allenatore. Io parlo della Serie C, ovviamente. E quindi sinceramente non è una domanda che mi pongo. Poi sono apertissimo, io se qualcuno mi chiama rispondo, però onestamente Come ci sono state chiamate recenti no, prima? c'è stata una chiamata, non ti dico neanche com'è finita, perché sennò ridiamo per mezz'ora. Ciao, a posto. Dico, lascia stare, perché è meglio che la dimentichi, però d'altronde quando ho visto il nome del personaggio che mi ha chiamato ho già Poi capito già capito come andava a che finire. era una bufala, però ti dico, non è una cosa che mi preoccupa più di tanto. Il mercato all'estero è vastissimo, quindi Ma com'è? C'è un nostro collega, ex direttore generale di Vicenza, Gigi Riva, che ha scritto un romanzo sulla storia dei giocatori africani che vengono Mhm. scoperti e portati in Sì, Europa. C'è stato anche diversi scandali perché appunto li sì, certo, portavano, dato certo, uno sfruttamento abbastanza deplorevole. assolutamente. Com'è adesso questa situazione? Perché sono molti gli europei che vengono in cerca perché i talenti africani stanno Intanto ci crescendo. sono tantissime scuole calcio di club europei, anche se non sono Quindi ufficialmente di club europei, quindi ce ne sono a bizzeffe. Agenti che girano tantissime. Talenti, cioè se tu vai a vedere, esci per la strada e vedi una partitina di ragazzini, te ne porteresti qua 10 su 10. Però poi ci sono tante cose, perché, come dico spesso, se una nazionale africana, adesso faccio un esempio, la Nigeria, davanti c'ha Osimhen, Lookman
e non mi ricordo chi altro, a questi devi sparargli, però fanno fatica a qualificarsi per la Coppa d'Africa, perché? Perché poi quando vanno lì la mentalità non è... Esatto. Noi per esempio abbiamo tutti ragazzi spettacolari da questo punto di vista, anche troppo, ogni tanto nella gomitata, Vero. Impazzito no, mi sono troppo bravi. Però la qualità c'è. Tante volte, secondo me, fanno fatica da questo punto di vista qui. Sono perfetti, guarda il Lookman all'Atalanta e poi se vai a vederlo in nazionale, Un altro giorno. no, magari non è un altro giocatore, però lì ci sono delle dinamiche completamente diverse, perché le federazioni vengono gestite in una maniera un pochino... c'è stato l'ultimo casino che è scoppiato in Camerun dove c'è Eto'o, presidente della federazione, no, Micio Micio Bau Bau. Eto'o non ha scelto il CT e gliel'ha imposto il presidente della Repubblica, lì è venuto fuori in putiferio, per esempio, cosa che è impensabile nel resto del mondo. Invece lì succede, poi queste sono tutte situazioni che creano. Dimostra un po' anche l'importanza del calcio che sta assumendo in quei paesi lì, perché se arriva il Presidente della Repubblica a Allora, in interferire, Africa allora, il Presidente della Repubblica, per il Presidente della Repubblica la nazionale è come gli spot elettorali che ci sono qua. Cioè il Presidente delle Comore è stato rieletto per 45 anni, farà 10 mandati. grazie. Così mi sono Cioè, tu mi no, stai essere assolutamente sì, cioè, lì lo spot è lo spot, infatti, sì, adesso non mi metto a fare delle cifre, ma spendono dei soldi allucinanti per le squadre nazionali, perché poi questi giocatori, che guadagnano anche molto, pretendono anche quando vanno lì, non la nostra federazione in sé, però i giocatori di Nigeria, Camerun, Tunisia, Certo. sono giocatori importanti, squadre importanti e sono gli spot del presidente. Il presidente, se vince la nazionale, viene rieletto al 100%. Questa è una sicurezza. Quindi, vabbè, quindi adesso dovremmo seguire anche le isole Comore. No, poi ha raccontato partita che inaugurale, raccontava prima qual era il Marocco, premio di del questa, 20. premio di questa qualificazione, cosa è stata? Dice, raccontavi? Sono andato... Un'isoletta. No, l'isoletta ne hanno tre, poverini. Un Il pezzettino, quadratino, il una quadratino. palma. Sì, una palma. Insomma, molti schiavi ce No, l'hanno. vabbè, sono veramente super, cioè hanno una disponibilità e nella loro umiltà, perché ovviamente non è una federazione, non possiamo competere economicamente con certi mostri. Però si è creato un bell'ambiente, secondo me si è fatto anche, il CT ha fatto delle scelte giuste, ha privilegiato un gruppo di ragazzi che sono tutti, a parte uno o due più vecchi, sono tutti sotto i 25 anni, quindi porta avanti questo gruppo da 2 anni, è un gruppo ormai consolidato, a parte uno o due che si aggiunge, che si toglie tutte le volte, quindi già questo ti dà un pochino di continuità. Adesso non arrivo a dire che è come un club, perché non è vero, però il poter contare su un gruppo. Ma dove giocano questi ragazzi? Sono tutti in Europa o... Sono allora, a parte due o tre, adesso non mi ricordo, mi sa che adesso sono tre che giocano nel campionato saudita, e con squadre anche importanti. Gli altri giocano tra Ligue 1 e Ligue 2 in Francia, ce n'è uno in Bundesliga, due in Portogallo, due in Olanda, uno in Svizzera, Lituania. Quindi Sì, insomma. un livello chiaramente non paragonabile alla Regina, al Camerun, queste squadre qua. Ma insomma, Però buon livello, sono buoni giocatori. Insomma, Serie A in Olanda è un campionato chiaramente di alto livello. visto che tu di esperienza ne hai da vendere, mi è venuto in mente finché parlava con... A me è pensato di fare qualcosa, di fare un'esperienza finale all'estero. No, no, il finale no, avevo avuto qualche mezza possibilità quando ero più giovane, poi non l'ho presi seriamente in considerazione, ma a questa età qui Cioè, la quella giusta, possibilità quella che ti convince da queste io cose. non mi sono né mai interessato né mai mi è anche arrivata, quindi non- Senti, no. augurandoti di giocare ancora tanti anni, però Sì, insomma, anagrafe... sì, No, allora hai già deciso cosa farai da grande? no, nel senso che finché sto bene fisicamente voglio Campo. giocare perché, vabbè, a parte che adesso un lavoro per me è una passione, quindi finché sto bene voglio giocare. Ah, ovviamente se mi verrà data la possibilità poi nei prossimi anni. E un domani ancora non lo so perché non so se potrebbe piacermi restare nel mondo del calcio in generale. Come allenatore penso di no.
con qualche altro ruolo, Ah, con bravo. qualche altro ruolo, non lo so, ci dovrei Vabbè, pensare. tanto pensa Sì, all'Arzignano. sì, esattamente. A te faccio una domanda diversa, visto che sei molto più giovane e visto i tuoi trascorsi. Se non avessi fatto calciatore, ti sei mai chiesto adesso dove saresti, cosa staresti facendo? Sinceramente no. Diciamo che non ho mai pensato troppo al dopo, ho sempre pensato a giorno dopo giorno. Però penso, senza nulla togliere, penso che, non lo so. Sinceramente non lo so. Ti dico, Eri forse concentrato sì, sul io ho presente. sempre pensato voglio giocare, voglio farlo, cioè quello che mi piace è quello che faccio da sempre, quindi ho sempre pensato solo a quello. Non lo so, forse un lavoro d'ufficio, qualcosa del genere, non so neanche dirti dove. Bene, con la Non lo so, giacca e cravatta, non lo so, Raul. adesso sono contento così, penso, c'ho ancora tanti anni davanti, spero. Vedi, invece sei giovane, ma insomma, qualche esperienza l'hai fatta. Se ti chiedo qual è stata la delusione maggiore della tua carriera? Penso l'anno scorso, Eh, la l'ultima finale con partita, la gara. sì, certo. E invece il pareggio dal 94esimo con il Padova dove lo mettiamo in classifica? Dopo, Subito dopo. subito dopo. L'anno scorso se Golemic non si fosse fatto espellere, sarebbe cambiato qualcosa, è facile Non lo dirlo. so, ti dico, non lo so. Io penso che anche l'anno scorso, come quest'anno, avevamo una squadra tanto forte. E quindi non lo so se col senno di poi sarebbe cambiato qualcosa. E so che per tanti motivi è andata così, adesso abbiamo tanto altro a cui pensare, quindi. Ma della data che è arrivato con voi, che era dall'altra parte, Mhm. vi ha mai raccontato vista dal lato carrarese com'è andata quella partita? Cioè che voi Sinceramente no, penso non neanche ha di volerlo voluto. sapere. Vabbè, quello no. Mister, ma tornando a questa rincorsa, perché prima o dopo no, la matematica darà ragione a uno o all'altro, ma nel caso ha senso continuare a dare il massimo, spingere fino al 100%, oppure arriva un momento in cui forse è meglio Guarda, tirare un po' il fiato, tra ti virgolette? rispondo secco perché playoff ne ho fatti e ne ho provate diverse situazioni. Secondo me andare fino alla fine al massimo comunque ti consente di arrivare ai playoff con la giusta testa, con la giusta mentalità. Mentre Anche se poi c'è invece, magari il m- buco di partite di ma mezzo, perché non, appunto per per quello, quello tirare in barca prima è pericolosissimo. Lo sarebbe anche se non ci fosse il buco. Secondo me arrivi fino alla fine normalmente, poi gestisci il periodo e poi riparti. vedi, gente che non sa di calcio, tipo noi, magari uno pensa, Guarda, no, uno pensa, vabbè, adesso meglio pensare a riposarsi per dopo, e guarda, le ho provate invece no. tutte queste. No, È meglio arrivare dritti per dritti, perché poi conta anche la maniera, adesso, senza augurare né a uno né all'altro, perché proprio non mi interessa, eh, io penso che arrivare fino alla fine tirando sempre al massimo sia importante anche dopo in prospettiva in playoff. Mentre invece se quello che guadagni lasciando un attimo prima non lo ritrovi. Non lo ritrovi perché è difficile da spiegare. Io l'ho provato in un senso, nell'altro, in un altro ancora, e secondo me la cosa migliore è tirare dritto. A maggior ragione, chiaramente in una condizione dove fino alla fine saranno lì. Quindi non ha senso fare dei sì, perché calcoli. come diceva giustamente Mattia, sono 30 punti, c'è ancora anche se l'avevamo detto qualche puntata fa, e sono convinto, si diceva dopo la partita con il Padova, nelle prossime 4-5 partite già probabilmente ci sarà, anche perché, no, anche perché adesso c'è questa partita Vicenza-Arzignano e poi ci sarà la settimana con il turno infrasettimanale di mezzo, quindi In adesso un attimo ti trovi a meno 6. Però secondo me Meno 6 il partite. prossimo turno credo che sia abbastanza importante noi ne stiamo perché fortunatamente vedendo Il Padova Padova ha un Salone. avversario più difficile, almeno in questo momento, per cui bisognerebbe guadagnare qualcosa nel prossimo turno e già lì si potrebbe costruire. Però Arzignano permettendo, perché oh, no, no, sto parlando proprio e sì. qua No, no, non voglio. non penso che sia Però d'accordo il presidente Chinese, no, È direttore. difficile far conti, secondo me.
E poi ogni partita vive di Invece questa cosa e adesso abbiamo visto, Vicenza-Arzignano sarà alle 5:30 al Menti, 17:30. Padova gioca alle 19:30 No. a Salò. Poi la partita dopo, lo stesso Vicenza prima, Padova giocherà dopo. Il giovedì invece il Padova giocherà prima, Vicenza giocherà dopo. Può influire o Io niente? ci credo poco a queste cose. La contemporaneità non ha... Le ore, il buio, la piova, i campi. No, io psicologicamente vorrei giocare prima, non so come Non ci credo proprio a queste cose qua. Ah, voi Cioè, sapere il risultato del Padova? solo noi in Italia pensiamo a Sì. queste cose qua. Se tu vai all'estero, Giocano. giochi sull'asfalto e nessuno sta lì a pensare, ma noi giochiamo sull'asfalto, loro giocano sul velluto, nessuno lo pensa. Oppure loro giocano prima e noi giochiamo dopo. Beh, voi... Potrebbe, da un certo punto di vista, potrebbe tramutarsi anche in un vantaggio se ci pensi, perché se tu fai la partita prima e la vinci, la pressione ce l'hanno gli altri. Non è infatti quello che io dico. Quindi secondo me conta pochissimo, zero direi. Questa però è il mio pensiero, io no. Secondo me, forse nella situazione in cui siamo noi, forse potrebbe condizionare, però io penso che in questo momento non dobbiamo farci condizionare da niente, cioè dobbiamo essere più forti di tutto e cercare di vincere. Poi ovvio che magari il fatto se loro giocano prima, cioè noi in realtà noi può cambiare come no, perché in realtà noi sappiamo che dobbiamo giocare solo per un risultato. Quindi che loro vincano, che loro perdano, noi dobbiamo vincere e quella dopo dobbiamo vincere. Quindi in realtà potrebbe condizionare, però dobbiamo essere, almeno dal mio punto di vista, poi però noi dobbiamo essere più forti di tutto. E domenica che partita sarà? Domenica sarà per me una partita molto complicata, molto difficile. E sicuramente troviamo di fronte, come ho detto prima, una squadra tosta che non molla mai, e concreta, molto concreta, perché lo dimostrano le partite che hanno fatto e che stanno facendo. E quindi sarà una partita complicata. Chi gioca sulla fascia destra? Tu Non lo non so, sai, vediamo. non lo sai ancora? Ah, ci crede che... No. No, no, no. Spero di giocare ovviamente come tutte le partite, però Anche voi non hai... No, no, noi Anche, guarda, anche lì Bianchini tiene tutto... sapessi te lo direi, ma noi sappiamo la formazione il giorno della partita, quindi Ah, quindi la formazione viene data il giorno della partita. sì, alcuni allenatori già dai giorni prima No, vi fanno un po' insegnano, vi seguono capire, prova le punizioni, cioè più o meno capisci, no? altri Non è detto. invece Io le non provo sempre con mischiano tutti. fino alla fine, quindi No, no, non è così. no, non si sa, cioè noi non Sarà, sappiamo adesso la formazione, no? però Quindi, sì, come scriveva Anna Fabrello sul giornale, Bianchini sta provando qualcosa di diverso. mm, No, lo sta... Vabbè, cioè, ha sempre stupito mister Bianchini contro Vicenza l'anno scorso, aveva proposto ma in una realtà fa difesa, sempre qualcosa di ma diverso, sempre... cioè, quindi non è sta partita, è sempre dopo, non so se sta provando qualcosa di diverso dalle altre Difesa a 4, partite. non so, Una Grazignano... volta è come leggere la Divina Commedia. Secondo me, quando Dante ha scritto la Divina Commedia, non pensava che tutti avessero commentato così tanto i versetti. Poi è uguale, insomma, da fuori ti fai più i problemi di quelli che ci sono dentro. Ho visto domenica, mi hanno colpito le dichiarazioni di Fabregas, allenatore del Como, che ha detto: "Ma, Conte mi ha cambiato le carte, sono cresciuto in quella partita di più, ho dovuto cambiare, ho studiato, come avessi giocato un campionato intero. Quanto conta la tattica con un Allora, allenatore che ti cambia le la carte mia in tavola?" esperienza all'estero non sono abituati, come siamo noi qua in Italia, a giocarti ogni partita a scacchi con l'allenatore avversario. Non c'è questa abitudine, perché a livello tattico c'è molta più omogeneità. Quindi se tu cambi tre cose, tante volte vanno nel pallone perché non si sono abituati. Ah, Mentre invece, onestamente, io faccio metà del lavoro perché alla fine, non dico che quando hai preparato una partita le hai preparate tutte, ma non c'è grande differenza, diciamo, tra una cosa e l'altra. Ecco, qua in Italia invece siamo abituati che ogni allenatore, come diceva giustamente, non dico che si inventa, però magari cerca quel La piccolo contezza per qualcosina per mettere in difficoltà gli aggiustare. avversari. Cioè, qui è facile trovare una squadra che magari sta facendo bene, te la trovi davanti e fa una cosa diversa dalla domenica prima. All'estero è quasi impensabile questa cosa qua. Succede rarissimamente. è questo che fa degli allenatori italiani i più
corteggiati anche Esatto, all'estero, perché poi nelle esatto. squadre più grandi sono stati presi Poi proprio quando parli perché con gli allenatori, anche lì io tante volte, come è successo a me, vai a parlare con gli allenatori giovani o ti invitano con gli allenatori a parlare, e tu che loro ti chiedono, ma come fai a provare tutte queste cose qua? E io ho 24 ore come voi, 10 di più, cioè, probabilmente sfrutto meglio il tempo, oppure ho qualche idea in più. Però qui in Italia è facile perché ogni allenatore ha un suo bagaglio, un suo background. All'estero è un pochino differente. Infatti, un allenatore come Fabregas, per quanto giovane, che ha vissuto anche cose importanti, viene in Italia e dice: Cazzo, qua bisogna lavorare tutte le settimane. E in Italia è così. All'estero non è proprio così. Cioè, è un pochino diverso, la mentalità è differente. Starei a ascoltare, No, visto che lei è fuori mattina, però purtroppo siamo in chiusura e dunque, mister, grazie mille. Grazie a voi, è sempre un Adesso ti piacere. seguiremo È sulle sempre un tue piacere. isole, adesso studieremo anche Sì, bene. mi segui nel senso che prendi l'aereo? Poi, inviato alle isole Comori, direttore. abbiamo disponibilità. Beh, se il governo delle isole Comore ci dà una mano. Mi offro. Grazie direttore, ci vediamo Grazie a su Marino Smiderle. Grazie a Talarico. Grazie a voi. Motivi Nesso, grazie. Grazie a voi. Quando volete, tornate, non aspettate un altro anno. Non saltare il prossimo, cioè. Vi aspettiamo. Grazie a Pietro Composta e a Luca Zanardi per quanto riguarda la parte tecnica. E Solo Calcio torna giovedì prossimo. Arrivederci.